per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, gira, 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 e chi ci fermerà? Partenza da Bottegone di Pistoia presso Galligani Piante ed arrivo a Fiorano Modenese dopo 161 km di gara per la 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, 13° trofeo Ceramiche Artistiche, primo trofeo Franco Ballerini alla memoria, gara riservata alla categoria dilettante Elite Under 23 ed organizzata dalla OCIP di Pistoia in collaborazione con il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro di Giulio Montanari. Una manifestazione giunta alla 13ª edizione che era nata con l'intento di ricordare le eroiche gesta di Fausto Coppi nel Giro d'Italia del 1940, quando da Firenze a Modena andò a cogliere la sua prima maglia rosa al suo primo Giro d'Italia. Operazioni preliminari che si sono svolte all'interno della ditta Galligani Piante, uno dei sponsor principali di questa manifestazione, a fianco dell'organizzazione ciclistiche pistoiesi OCIP e del gruppo sportivo Spezzano Castelvetro. Vi ricordo anche che questa manifestazione si avvale del patrocinio dell'amministrazione comunale di Pistoia, di Fiorano Modenese, di Maranello, della provincia di Pistoia, della provincia di Bologna, della provincia di Modena e delle regioni dell'Emilia Romagna e della Toscana. Saranno proprio queste due regioni che vedranno i corridori transitare attraverso un percorso che misura, come ho detto, 161 km, un percorso, intanto siamo alla partenza, partiti in questo momento i 101 corridori al via dei 135 atleti iscritti. Vi dicevo, un percorso che dopo una prima parte un po' più impegnativa, che prevede la salita fino al passo di Collina e poi al valico della Masera, presenterà invece un tracciato finale particolarmente agevole, che comunque non mancherà di riservare emozioni ai tanti sportivi che sono ad attendere i corridori a Fiorano Modenese, dopo che questa mattina è stata svolta proprio a Fiorano Modenese una giornata di ciclismo dove sono state al via tutte le categorie giovanili, giovanissimi, esordienti ed allievi, in una vera e propria festa del ciclismo dilettantistico. Lasciamo sfilare il folto gruppo, come ho detto 101 gli atleti al via, 161 km in programma per questa manifestazione giunta alla 13ª edizione. Un impegno ammirevole quello dell'organizzazione, il gruppo sportivo OCIP di Pistoia ed il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro. Intanto salutiamo Adriano Dini, che ci terrà informato sugli avvenimenti in corsa con radioinformazioni in corsa. Ed allora, con le immagini, siamo passati al chilometro 12 di gara, siamo in località Ponte Stella, c'è un attacco di un drappello sulla testa, sono alcuni atleti, li vediamo in questo momento. Con il dorsale numero 30 abbiamo visto Matteo Grassi, poi è presente anche Mirko Casali della Bedogni Grassi, insieme a lui il dorsale numero 112 Naika Traversi, con il 21 Edward Stojanov, con il 16 Lorenzo Del Mastio, con il 17 Federico Pozzetto, con il 61 Mirko Galligani, con il 7 Marco Perletti e con il dorsale numero 82 abbiamo Enrico Montanari. Questa è l'azione che sta caratterizzando questi primi chilometri di corsa. Vediamo in questo momento gli atleti, abbiamo con il dorsale numero 4 anche Alessandro Magni, ma è questa un'azione, come vi dicevo, che è nata proprio all'inizio della corsa. Chiude questo drappello con il 61 Mirko Galligani, atleta al primo anno nella categoria, che milita nel gruppo sportivo Cargo Compass. Aspettiamo il gruppo, che accusa un ritardo di 45 secondi nelle prime posizioni. Vediamo schierato tutta il Mastro Marco, il gruppo sportivo Mastro Marco, con in prima linea anche il campione venezuelano Jonathan Monsalve. Ma torniamo davanti, siamo al 25esimo chilometro di gara, è iniziata la salita verso il valico di Collina, ancora gli atleti al comando, vi ricordo i loro nomi: Mirko Casali, Matteo Grassi, Naika Traversi, Edward Stojanov, Lorenzo Del Mastio, Federico Pozzetto, Marco Perletti, Mirko Galligani, Enrico Montanari e Cristiano Monguzzi. Ma come vediamo dalle immagini, chiude intanto questo drappello con il dorsale numero 17 Federico Pozzetto, atleta veneto che milita nel team Opla. Vediamo dalle immagini che dietro Jonathan Monsalve sta
conducendo il plotone ad alta velocità, plotone che sta recuperando nei confronti della fuga, segnalato adesso con solo 10 secondi di ritardo. Infatti dalle immagini precedenti vedevamo proprio il gruppo sullo sfondo del rettilineo dove era presente la fuga. Siamo passati in località Signorino, ancora in salita verso il valico di Collina, e questa è la salita più lunga di giornata, non presenta pendenze particolarmente impegnative, ma è una salita che alla lunga può fare anche la sua selezione. Siamo sulla testa con 3 uomini, abbiamo Lorenzo Del Mastio, team Opla, atleta al primo anno in categoria, ed una coppia dell'Aurora Named con il dorsale numero 8 Valerio Rota, con il 5 Cristiano Monguzzi. Sono infatti questi atleti, sono un terzetto. Al loro inseguimento vediamo in questo momento, con un ritardo di 25 secondi, il vincitore del Gran Premio La Torre ad inizio stagione, Antonio Santoro, del gruppo sportivo Mastro Marco, che sta inseguendo quindi con un ritardo di 25 secondi. Vediamo l'atleta del gruppo sportivo Mastro Marco, Sensi, che sta spingendo in queste fasi in salita verso il valico di Collina. Lasciamo sfilare anche Santoro e andiamo sul gruppo tirato dagli atleti della Monzummanese Bedogni Grassi Natalini. Sulla testa vediamo gli atleti di questa formazione a fare l'andatura. In seconda battuta vediamo anche la maglia di campione nazionale venezuelano di Jonathan Monsalve, quindi il gruppo che sta cercando di rimontare sui 3 al comando che in questo momento sono nella galleria che segnala la fine della salita verso il valico di Collina. Vi ricordo i nomi degli attaccanti. Con la maglia dell'Aurora Named abbiamo Cristiano Monguzzi e Valerio Rota. Insieme a loro, atleta del team Opla, è Lorenzo Del Mastio, è un atleta al primo anno nella categoria. Lo scorso anno militava nel team Ambra Cavallini Vangi da Juniores, dopo che il primo anno era stato invece nel gruppo sportivo Arianna Rimor. Ancora i 3 al comando, li vediamo in questo momento, sono in località Porretta Terme, tranno molto l'ingresso nella provincia di Modena. Ed allora vi ricordo i nomi degli attaccanti e il loro vantaggio, che in questo momento è salito ad 1 minuto e 10 nei confronti del gruppo. Lì davanti abbiamo con il dorsale numero 8 Valerio Rota, Aurora Named, insieme a lui il suo compagno di squadra con il dorsale numero 5 Cristiano Monguzzi, e con loro il dorsale numero 16 Lorenzo Del Mastio, team Opla. Ed allora 3 uomini al comando, quando ormai abbiamo percorso 51 km di corsa. È stata già affrontata la prima asperità di giornata, ce ne sarà un'altra, quella verso il Gran Premio della Montagna di Valico della Masera, che è posto al 70° chilometro di corsa. 3 uomini che sono ancora al comando, li vediamo in questo momento proprio nel centro di Porretta Terme, località della provincia di Bologna, celebre per le sue terme, anche perché da qui è passato il Giro d'Italia quando fu posto l'arrivo sul Corno alle Scale. Era proprio da qui che iniziava la salita, dove poi si impose Gilberto Simoni, Giro d'Italia che fu vinto dal giovanissimo Damiano Cunego. In attesa del passaggio del gruppo, che accusa un ritardo di 1 minuto e 10 nei confronti della testa della corsa, siamo, vi ricordo, seguendo le immagini della 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, gara riservata alla categoria dilettanti elite d'Under 23, organizzata dall'OCIP di Pistoia in collaborazione con il gruppo sportivo Castelvetro. La partenza è stata data questa mattina da Bottegone di Pistoia presso i vivai di Galligani Piante. In questo momento siamo nel centro dell'Appennino tosco-emiliano, siamo a Porretta Terme e mancano, per la precisione, 110 km alla conclusione di questa prova. Vi ricordo la situazione: al comando abbiamo 3 uomini, Lorenzo Del Mastio del team Opla con il dorsale numero 16, insieme a lui un tandem dell'Aurora Named formato da Valerio Rota e Cristiano Monguzzi. Siamo tornati sulla testa, ancora i 3 uomini al comando, siamo in località Silla, siamo all'uscita di questa località, lasciamo sfilare i 3 atleti, aspettiamo il gruppo. In questo momento il plotone che sta accusando un ritardo di 50 secondi. Vediamo ancora le maglie della Monzummanese, dietro di loro un atleta del team Opla che sta sicuramente cercando di stoppare l'azione di rincorsa degli atleti in casacca Amaranto. Ed allora con le immagini vediamo proprio il gruppo guidato in questo momento da un atleta emiliano. Con il dorsale numero 29 abbiamo Luca Cingi, anche lui come Del Mastio, atleta al primo anno nella categoria. Lo scorso anno militava
nella Nial Nizzoli di Reggio Emilia. Dietro di lui abbiamo visto Fiaschi e poi Casali. Salutiamo Cicli Panconi che offre l'assistenza meccanica in questa 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, e con le immagini passiamo al 65esimo chilometro di gara. Inizia la salita verso il valico della Masera, sono ancora 3 uomini al comando, vi ricordo ancora una volta i loro nomi. Con il dorsale numero 5 in questo momento in testa abbiamo Cristiano Monguzzi, insieme a lui il suo compagno di squadra all'Aurora Named, Valerio Rota, e con loro l'atleta del team Opla, Lorenzo Del Mastro, che in questo momento sta viaggiando in terza ruota, ovviamente passivo sulle ruote del tandem degli atleti dell'Aurora Named. Proprio in questo momento vediamo con il dorsale numero 8 Valerio Rota. Vi ricordo che questi atleti hanno un vantaggio che in questo momento è segnalato nell'ordine dei 20 secondi, quindi diminuito il vantaggio dei 3 atleti al comando nei confronti del gruppo che sta viaggiando a forte andatura, come vedremo anche dalle prossime immagini. Eccoci qua, vediamo c'è un plotoncino che sta anticipando il gruppo, che è pilotato dal versiliese Marco Da Castagno dell'Unione Ciclistica Pistoiese, con il dorsale numero 73. Insieme a lui con il 109 abbiamo il campione venezuelano Jonathan Monsalve della Mastro Marco. Arriva in questo momento con il dorsale numero 80 Mirko Boschi della Società Ciclistica Sergio Dal Fiume. Vediamo anche altri atleti: Augusto Reati, Davide Mucelli, Marco Liquori. Poi abbiamo Federico Scotti, David Tintori. E arriva in questo momento con il dorsale numero 35 Salvatore Puccio, atleta siciliano naturalizzato umbro, che milita nella Bedogni Grassi Natalini. E arriva anche un altro corridore, si tratta del dorsale numero 113 Dennis Bonaiti del team Palazzago, che in questo momento sta cercando di riportarsi sui contrattaccanti del terzetto al comando, che vi ricordo è ancora composto da Lorenzo Del Mastro, Valerio Rota, Cristiano Monguzzi. Questo è il gruppo. Vediamo il campione toscano Giuseppe Di Salvo insieme a Samuele Galligani. Poi in terza ruota vediamo anche Mirko Puccioni, quindi questo è il plotone che sta inseguendo con 50 secondi di ritardo, quindi accusa il gruppo una trentina di secondi di ritardo nei confronti dei controattaccanti, che sono in questo momento al Gran Premio della Montagna del Valico della Masera, che viene vinto dal dorsale numero 5. Si tratta di Cristiano Monguzzi, dietro di lui Lorenzo Del Mastro e Valerio Rota, i suoi compagni di fuga, gruppo che transita in questo momento con 15 secondi di ritardo, gruppo che è tornato compatto all'inseguimento dei 3 atleti al comando, che ormai sono vicini al ricongiungimento quando siamo ormai al 70° chilometro di gara. Con le immagini passiamo all'86esimo chilometro di corsa, siamo in vista del traguardo volante Prosciutto Valle del Leo, che se lo aggiudicherà il 114, è infatti solitario al comando Franco Pizzingrilli del team Palazzago, che si è avvantaggiato nei saliscendi che contraddistinguono le strade dell'Appennino modenese. In questo momento ormai al traguardo volante, posto davanti alla ditta prosciuttificio Valle del Leo. Arriva in questo momento con 10 secondi il dorsale numero 1 Daniele Canziani, e poi tutto il gruppo che insegue con un ritardo di circa 20 metri dai più immediati contrattaccanti dell'atleta che viaggia solitario al comando Franco Pizzingrilli. Ma con le immagini siamo passati al chilometro 106, c'è un attacco a 2 con il dorsale numero 118, abbiamo Flavio Valzecchi del team Palazzago, insieme a lui con il dorsale numero 23 abbiamo Massimiliano Magini, che invece milita nel gruppo sportivo Parmense. 2 atleti al comando che hanno un leggero vantaggio nei confronti del gruppo, che in questo momento è segnalato a 30 secondi di ritardo. Siamo a 106esimo chilometro, quindi ne mancano una cinquantina alla conclusione, 55 per l'esattezza. Vediamoli davanti, atleti del gruppo sportivo Mastro Marco e atleti anche del Bedogni Grassi Natalini, anche alcuni atleti del gruppo sportivo Sestese, gruppo che in questo momento sta temporeggiando. Ed allora con le immagini passiamo al 118esimo chilometro di corsa, quando ormai è in fase di ricongiungimento, in quanto i 2 atleti, come abbiamo visto dalle immagini che hanno guidato per questi 10 km della corsa, si stanno rialzando. Massimiliano Magini, dorsale numero 23, e Flavio Valsecchi vengono raggiunti, gruppo che torna compatto, 118 km percorsi, quando al traguardo, che è posto al 161esimo chilometro, mancano in questo momento 20 km alla conclusione. Il gruppo si è notevolmente selezionato, c'è un drappello al comando composto da Alexandro Seriebrakov, Enrico Montanari, Franco Pizzingrilli, Lorenzo Rosini,
Jonathan Monsalve, Antonino Parrinello, Thomas Pinaglia, Marco da Castagnoli, Mirko Boschi, Cristiano Monguzzi, Davide Mucelli, Federico Incardona, Flavio Valsecchi e Luca Orlandi. Questi atleti hanno un vantaggio di 45 secondi nei confronti dell'avanguardia gruppo, quindi notevole selezione nei saliscendi dell'Appennino modenese. Al loro inseguimento con 45 secondi troviamo un quintetto, c'è Francesco Lasca con il dorsale numero 31, insieme a lui abbiamo Andrea Fedi, dorsale numero 15, Marco Liquori con il 66, con il 23 abbiamo Massimiliano Mancini e con il 102 inquadrato in questo momento troviamo Samuele Galligani. Quindi questi 5 atleti inseguono con un ritardo di 45 secondi nei confronti del drappello al comando, mentre questo è il gruppo che accusa un ritardo maggiore che è in questo momento superiore al minuto. Siamo a 3 giri dal termine, siamo entrati nel circuito di Fiorano Modenese che dovrà essere affrontato 4 volte, quindi ancora gli atleti al comando che stanno contraddistinguendo questa fase finale di corsa. Il gruppo che transita in questo momento ha un ritardo di 27 secondi nei confronti della testa della corsa, quando ormai siamo a 2 giri dal termine anche per questi atleti, e quindi con le immagini passiamo al 150esimo chilometro di corsa, ne mancano 11 alla conclusione, attacchi e contrattacchi lì davanti alla testa della corsa. Vediamo alcuni atleti che cercano di evadere, c'è pazzo di vedere Antonino Parrinello, mentre con le immagini vediamo Jonathan Monsalve non reagisce a questi attacchi. Siamo ormai in vista del passaggio. Antonino Parrinello che sta cercando di riportarsi sui 2 atleti che erano scattati prima di lui. Vediamo la sagoma di Marco da Castagnoli, insieme a lui abbiamo Mirko Boschi, quindi 3 atleti al comando. Marco da Castagnoli in questo momento sulla testa con il dorsale numero 73, insieme a lui che va in questo momento al comando con il dorsale numero 80 abbiamo Mirko Boschi della società ciclistica Sergio Dal Fiume. Chiude in questo momento, porta avanti l'azione il dorsale numero 33 Antonino Parrinello della Bedogni Grassi Natalini, un terzetto che sta viaggiando a grande velocità quando ormai siamo in vista del passaggio dal traguardo, quando verrà esposto il cartello che segnala un giro al termine. Inizia l'ultimo giro, quindi ormai fasi finali della 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, gara riservata alla categoria Elite Under 23 ed organizzata dal gruppo sportivo OCIP di Pistoia in collaborazione con il gruppo sportivo Spezzano Castelvetro, che ormai volge all'epilogo. Ancora un terzetto al comando, i nomi degli atleti che stanno guidando la corsa e che hanno un vantaggio in questo momento di 10 secondi nei confronti degli immediati inseguitori. Si stanno ormai giocando la 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Vediamo ancora sulla testa Marco da Castagnoli, ma passiamo sul traguardo dove ci attende una volata a 3. Volata a 3 che viene lanciata in questo momento, è Antonino Parrinello al centro, dietro di lui Marco da Castagnoli e va a vincere Antonino Parrinello, Bedogni Grassi Natalini, dietro di lui Marco da Castagnoli dell'Unione Ciclistica Empolese. In terza posizione Mirko Boschi. Vediamo la volata del gruppo e il corridore di casa Enrico Montanari della società ciclistica Sergio Dal Fiume, che chiude al 4° posto. Quinto è Thomas Pinaglia, sesto è Alexandre Serebriakov, settimo Franco Pizzingrilli, ottavo Davide Mucelli, nono Orlandi Luca e decimo Flavio Valsecchi. Si archivia così la 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, 13° trofeo Ceramiche Artistiche, valida anche come primo trofeo Franco Ballerini alla memoria. Non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che ha realizzato il collega Marco Luchi al traguardo. Antonino Parrinello, prima vittoria veramente qua a Fiorano, uno sprint regale, una fuga venuta via gli ultimi 10 km. Sì, diciamo era studiata un po' a tavolino di venire via agli ultimi chilometri, c'era da Castagnoli e quell'altra ragazza là dal Fiume, siamo andati d'accordo fino all'arrivo e me la sono giocata in volata. La rincorrevo un po' questa vittoria. Finalmente è arrivata sia per me che per la squadra, ma soprattutto una dedica speciale. Oggi che ho vinto la volevo fare a una persona che è venuta a mancare nel ciclismo e soprattutto alla Monsumanese, che era intorno alla Monsumanese, che era soprattutto per il presidente era come un figliolo, ma anche per noi, ci accompagnava alle corse e tutto. Alessio, e una dedica speciale va a lui che oggi purtroppo non può assistere a questa vittoria. Marco da Castagnoli, è mancato veramente un pelo per questa vittoria e ci sarebbe voluta veramente alla grande. Ma la vittoria ci sarebbe voluta sicuramente, visto che è un mese che arrivo sempre lì davanti, vado forte però non riesco a vincere, forse spreco anche un po' troppe energie. Oggi
Stranamente ho corso bene, ho corso di rimessa quasi tutto il giorno. Quando nel finale mi sono trovato davanti, sapevo che c'era gente più veloce, ho provato a attaccare a un giro e mezzo dalla fine, mi sono portato dietro Parinella e Boschi. Sapevo che Parinella era più veloce, ho provato a prendere la volata lunga per sorprenderlo, ma non c'è stato niente da fare, era più forte. Mirko Boschi, società ciclista del Fiume, terzo classificato, un attacco agli ultimi 2 giri programmato, è venuto così? No, programmato no di sicuro, è venuta una corsa molto selettiva e noi eravamo venuti qui per far bene con Montanari, l'atleta di casa, che stava particolarmente bene, ci teneva a far bene qui. Siamo entrati qui nel circuito finale in un gruppetto di una quindicina, c'eravamo io e Montanari, io personalmente stavo cercando di lavorare per lui, per portarlo in volata perché stava bene e voleva fare il risultato. Poi non c'era un gran accordo, ci siamo trovati noi 3 davanti, ho fatto quello che potevo, poi ho anche sbagliato un po' la volata, quindi niente da dire, un terzo posto non si butta via. Ecco. Romano Giannoni, presidente dell'OSCIP, Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi, si è conclusa questa giornata di sport, credo, nel miglior modo possibile, bella in tutti i sensi. Sì, bella in tutti i sensi, bella perché anche la stagione ci ha aiutato, perché mi dicevano quando noi eravamo per la montagna a Pistoia pioveva di brutto, quindi vedi, ci ha aiutato il sole, fare le corse col sole è bello. Poi, come avrai visto te, abbiamo trovato un percorso con un servizio, stavano facendo una cosa incredibile, una cosa... E quindi devo ringraziare tutti i comandi carabinieri, vigili urbani, protezione civile, tutti i volontari che abbiamo trovato, tutti per la strada, che ne abbiamo trovati tanti. Inoltre devo ringraziare qui la Lea Cerami che ormai sono 13 anni che arriviamo qui e quest'anno anche siamo arrivati parecchi corridori, quindi mi hanno aiutato tutti, i direttori sportivi, quindi io sono felicissimo, devo ringraziare l'amico Galligani dove siamo partiti, che l'amico è uno sponsor e un amante del ciclismo. Devo ringraziare altri sponsor, che miei pistoiesi, che ora non farò nomi perché qualcuno li lascio sempre. E quindi grazie a voi, grazie a tutti. Bene, abbiamo anche Galligani proprio arrivato qua da noi, credo siamo partiti questa mattina dai suoi vivai con molti pensieri perché il tempo non prometteva di bello, siamo arrivati a Fiorano con il sole, una manifestazione direi conclusa alla grande. Davvero, è stata una bella soddisfazione, siamo riusciti nella mattinata a mettere tutto a posto, a completare diciamo, tutte le operazioni di partenza e via. Dice che è per poco non abbiamo preso l'acqua e è piovuto tanto lì da noi dopo subito la partenza. Qua su la gara è stata bellissima, una gara meravigliosa, strade che non si dà fastidio a nessuno. Questa è una gara che a fare questa gara qui è un divertimento, la dobbiamo continuare a fare. Sicuramente, allora per gli sportivi l'appuntamento va al 2011, sicuramente per la 14ª edizione. Il problema è continuare e speriamo di potercela fare. Casa mia è 4-5 giorni, a parte è 2 mesi che Giannoni ma è 3 o 4 giorni i miei figlioli, il mio fratello, si è dovuto fare salti mortali per sistemare tutto. Comunque il premio c'è stato finale, una bella manifestazione. C'è questa passionaccia e bisogna fargli le spese. Romano Giannoni, Giuliano Mussini e Montanari Giulio. Partirei subito da Giulio Montanari. Quest'oggi il tuo figlio, diciamo così, è arrivato quarto. Ci speravi perché era veramente nella prima fuga, pensavi che arrivasse all'arrivo in volata? Ma io so che lui ci teneva a far bella figura perché comunque è nato ciclisticamente nella nostra società, ha avuto la fortuna da allievo di vincere una gara proprio qua alla Lea, quindi sapevo che lui ci teneva. Direi che globalmente è andato bene, aveva un compagno davanti, lui ha vinto la volata del gruppetto dietro, dopo si è inserito nella fuga, niente da recriminare, poi magari se le cose andavano diversamente poteva essere anche in un ruolo diverso, ma questo è la corsa. Sicuramente, 13ª edizione di questa Pistoia Fiorano Modenese, credo una delle più belle, una giornata veramente bella di sport, come si parlava prima con il presidente Giannoni, un percorso bellissimo. Ma nella mia passione per il ciclismo e il bene che voglio ai giovani, noi siamo partiti 13 anni fa con questa giornata dedicata al ciclismo e il Cavalier Mussini ci ha dato una mano sostanziosa, ce la sta dando tuttora, di conseguenza abbiamo realizzato questo sogno che io avevo nel cassetto. Al mattino facciamo correre i ragazzini un po' più giovani, poi assieme a Romano Giannoni
si è concordata questa partenza da Pistoia con l'arrivo qua a Fiorano. Direi che l'abbinamento è giusto, Romano è una persona molto seria e molto corretta, come credo lo siamo noi, di conseguenza con l'appoggio del Cavalier Mussini e di tanti altri che ci danno una mano, noi riusciamo a fare dal mattino al pomeriggio alle 3:30, 4, una giornata a Fiorano per il ciclismo e con l'obiettivo, al di là di tirare fuori dei campioni, di avere dei ragazzi che non vadano nei parchi a far porcate, ma vengano attraverso lo sport, crescano, maturino, dopodiché avranno a che fare con le difficoltà che la vita moderna impone. Bene, l'appuntamento sicuramente va al 2011 e sentirei con il Cavaliere Mussini se sarà sempre ed è sicuramente sempre disponibile per il 2011 a dare una mano veramente forte a questi due signori. Beh, finché ci sono questi due organizzatori così bravi e così impegnati che ci dedicano il tempo non solo durante le corse ma nell'organizzazione che richiede durante l'anno, nella preparare questa corsa noi saremo sempre al loro fianco. Io devo ringraziarli perché fanno un lavoro che ci vuole della volontà, dell'impegno e della passione. Ecco. Io credo che da stasera, ora non dico da domani mattina, però già fra un mese iniziano già a lavorare per l'anno futuro. Senz'altro, fra un mese forse ancora presto. Vabbè, comunque per mettere in cantiere. Fra un mese ancora presto. Comunque c'è il tempo per fare delle cose fatte bene, anche se si parte fra 2 mesi. Sicuramente, le ceramiche saranno sempre vicine a loro. Senz'altro. Rox. Un nome breve per camminare più a lungo. Rox. Un nome breve per volare sempre più in alto.